Treviso con il suo storico striscione, guardatelo e tenetelo nel cuore. Sicuramente Treviso è stata una cosa eccezionale, l'ho vissuta da uno che lavorava in prima persona ed è stata una cosa fantastica. Il ricordo di una donata storica come quella di Treviso 2017 è difficile da dimenticare per chi come Venturino Cagnato è stato uno di quelli che stava nella macchina organizzatrice di un evento di tale portata. Treviso 2017 inevitabilmente nel cuore, con la speranza di vedere a Milano lo stesso entusiasmo di quei giorni di maggio. Da venerdì la grande festa nel capoluogo lombardo, alza bandiera in Piazza Duomo dalle 9 e le sezioni della Marca approntano gli ultimi preparativi. Da più parti è emerso in queste settimane il timore per una città così grande e a rischio dispersione, ma lo spirito delle penne nere è abituato a unire i cuori di tutti. Speriamo innanzitutto che non sia troppo dispersiva perché Milano è immensa, speriamo che le persone di Milano non vadano a fare un weekend fuori dalla città, che rimangono lì a raccoglierci con grande entusiasmo. Penne nere in partenza dunque, ultimo giorno utile per le sezioni giovedì, ma c'è chi raggiungerà Milano anche venerdì. Da Vittorio Veneto la conferma che verrà ricordato il grande Iroso. Non sarà però lo zoccolo dello storico mulo alpino ad arrivare a Milano, ma qualcosa di appartenuto all'animale. La sezione non si sbilancia per mantenere la sorpresa. Uno su tutti, il nome di Iroso. Domenica poi lo sfilamento con un messaggio speciale. È la durata del centenario. Un secolo fa nasceva l'Associazione Nazionale Alpini. E lo striscione approvato dal Consiglio Sezionale è appunto dedicato a questo e riporta il titolo 100 anni di sacrificio, dovere, umiltà.